La Fattoria del Piave nasce dalla passione per gli animali mia e del mio compagno. In realtà il primo in assoluto ad essere partito qui è proprio Damiano. E lui da ragazzino con la sua grande passione insomma ha iniziato la sua avventura con i primi animaletti. 16 anni fa poi sono arrivata io e qui sono sincera, c'era un filo elettrico con dentro gli asinelli e altri piccoli animali. Pian pianino entrambi appunto appassionatissimi di questo mondo, insomma ci siamo realizzati in tutta questa che è la Fattoria del Piave. Il nostro parco è di 3,5 ettari, organizzato con sentieri, voliere e recinti. Ci sono tantissime specie animali, perché qui passiamo dai classici animali della fattoria come possono essere i cavalli, gli asini, le pecore e le capre, a diverse razze di bovini, come ad esempio le vacche scozzesi, le Highlander, alle grigio alpine che sono le nostre tipiche insomma la razza tipica nostra bovina, e a degli zebù. Oltre a questo abbiamo tutta una parte di avicoli, quindi dalle galline ornamentali a tacchini, pavoni, anatre ornamentali, e ha una parte di pappagalli, quindi troviamo delle ara, del cacatua e altri piccoli insomma, animaletti. Oltre a questo abbiamo degli struzzi, abbiamo gli emu e nandù, una serie di diversi tipi di oche, varie razze di oche, insomma c'è veramente un po' di tutto. Altra cosa che magari non è proprio tipica delle nostre zone ma che potete trovare qui da noi sono i camelidi. Trovate gli alpaca e i lama, che sono diventati ormai animali un po' più comuni, dai, diciamo così, per l'allevamento. Il cammello, il nostro Helmut, che è un'attrazione, insomma, poter trovare a Belluno un cammello. Il lavoro qui è ovviamente costante, come dicevi, perché qui ovviamente non si può avere un giorno di pausa. Gli animali bisogna gestirli tutti i giorni, qualsiasi tempo meteorologico ci sia in quel giorno, insomma, che sia un giorno festivo, che sia un giorno della settimana qualunque, il lavoro è sempre costante. C'è tanto lavoro perché si va dalla gestione dell'animale, delle sue habitat, delle sue aree, alla pulizia quotidiana che va fatta di tutti gli ambienti, alla gestione dell'alimentazione. Bisogna poi controllare lo stato di salute degli animali, quindi vanno sempre comunque tutti quanti monitorati e controllati. Allora, noi svolgiamo tutta la parte didattica con le scuole, da partire dai più piccoli, quindi dall'infanzia fino alle scuole elementari e volendo anche le scuole insomma, medie e superiori. Organizziamo l'attività principale, che è la visita guidata alla fattoria, dove esponiamo e spieghiamo ai bambini e ai ragazzi tutte le caratteristiche e diciamo così, le particolarità dei nostri animali, quindi li mettiamo a stretto contatto proprio con il quotidiano e soprattutto però il rispetto per l'animale. Quindi li portiamo a conoscenza anche appunto delle necessità che può avere un qualsiasi animale, anche il più piccolo animale da compagnia, che tante volte si tralascia un po' il fatto che abbia delle necessità e non si dà magari importanza. Oltre a questo ci sono dei laboratori, diversi tipi di laboratori che proponiamo insomma alle scolaresche.